dopo questa divagazione sul Friuli occidentale, torniamo in Veneto, anche se Alessandro Zanon, che è di Tejo Veneto, consigliere comunale, magari vorrebbe in qualche modo che Tejo tornasse in Friuli, anzi si spostasse in Friuli, no? Ma questa era una proposta del passato, ormai credo superata, ma no, necessariamente, avrebbe più senso una politica più federalista compiuta, quindi non solo a slogan come è stato nel passato, però vabbè, ma se Michele Tagliamento stanno ancora raccogliendo le firme per istituire il referendum e questi qua vogliono tornare di nuovo a votare. Beh, penso che loro abbiano un'intenzione di far sentire la propria voce anche per manifestare ancora una volta il disagio nei confronti degli incentivi che hanno, anche se non più come un tempo, i vicini friulani. Dopodiché Lignano col patto di stabilità non riesce più nemmeno a fare il nuovo lungomare, si immagina. Ne parlavo proprio oggi con dei colleghi friulani, hanno anche loro questo enorme problema del patto di stabilità che, nonostante i numerosi annunci da parte dei governi, questo e anche quello precedente, ancora non ha avuto un allentamento come si aspettano e come denunciano. Servono i soldi dei comuni nelle banche, nelle tesorerie, così con quegli interessi paghiamo il debito, anche se comunque il debito aumenta. Certo che se liberassero le risorse per i comuni per dare subito liquidità, quindi al via delle piccole opere che darebbero lavoro anche agli artigiani locali, per anche piccole opere di manutenzione, di ristrutturazione, sarebbe una boccata d'ossigeno per i piccoli comuni, quindi per le aziende. Solo statisti incompetenti come ne abbiamo noi in Italia non hanno capito questo, lo capisce anche un bambino di prima elementare. Ma io non direi necessariamente questo, ci sono dei vincoli purtroppo con l'Europa anche che dobbiamo rispettare, però certo. Mi scusi, ma lei si identifica con questa Europa? Dove la Germania fa la padrona? Ma abbiamo contribuito anche noi affinché ci sia questo. Non ricordiamo che l'Europa siamo stati noi fondatori, se adesso non abbiamo più la capacità di far sentire la propria voce, perché negli anni in America avevano avuto il coraggio di fare una guerra per la secessione. Forse non credo sia opportuno arrivare a tanto, però uno strappetto si può anche fare. Abbiamo lo stomaco ancora pieno, credo, per arrivare a questo punto. Non serve di certo la violenza. Ho capito, però voglio dire, iniziative alternative se ne possono anche essere. E le proposte ci sono. Speriamo. Grazie Alessandro Zanolini alla redazione centrale.